Eccoci qui con Mister Pizzocchero. Mister, ieri una giornata bellissima con la sua Under 19, avete conquistato la finale playoff nazionale. Giornata straordinaria ieri, purtroppo oggi è una giornata molto più amara che vi vede salutare la Serie D dopo un solo anno di permanenza. Lei giustamente è arrivato nelle ultime 4 giornate, però io sottolineerei molto comunque la prova di forza che avete mostrato specialmente all'alba del secondo tempo, in cui comunque avete racciuffato il doppio passivo, poi appunto nel finale la Pro Palazzolo è riuscita di nuovo a mettere la testa avanti. Sì, sicuramente ieri è una giornata positiva, abbiamo vinto la finale playoff con la Juniores e ci permette di andare a fare le fasi finali, però vabbè, la partita di oggi c'era una squadra che aveva motivazioni contro una squadra che doveva finire con orgoglio. Io ho chiesto questo ai ragazzi, anche settimanale ci siamo allenati, ci siamo visti solo 2 volte, ci siamo visti oggi per la partita e tra infortuni e tutto quello che è abbiamo fatto il possibile. Un primo tempo dove l'approccio non è stato sicuramente positivo, sono andati avanti loro meritatamente e poi c'è stata una reazione d'orgoglio sicuramente e poi i 2 gol finali è andata così. Ecco, indipendentemente dal fatto, adesso non so se il prossimo anno, venendo premiato dall'ottima cavalcata con l'Under 19, se verrà premiato appunto con la panchina della prima squadra, se ci sarà lei o no, insomma, alla guida di questa Tritium, però con o senza di lei comunque, come vede il futuro di questa squadra? Allora, come dicevi prima, io sono salito nelle ultime 4 giornate, però comunque la squadra io l'ho sempre vista da fuori, sicuramente non ha raccolto durante la stagione quello che meritava, ma proprio per valori tecnici che aveva. Cosa succederà in futuro non lo so, non ho ancora parlato con la dirigenza e ci sarà tempo e modo per farlo. Perfetto, mister. Complimenti ancora per la sua ottima cavalcata con l'Under 19 e in bocca al lupo per il futuro. Grazie Pepi. Eccoci qui con Mister Dito, tecnico della Pro Palazzolo. Mister, avete chiuso la regular season giocando come avete sempre fatto all'inizio di questo campionato, vincendo e convincendo. Complimenti. Sì, oggi si chiude la prima parte di stagione, diciamo, è stata lunga, molto faticosa e oggi era importante mantenere sia l'aspetto mentale che l'aspetto di gioco di alto livello perché volevamo chiudere al terzo posto, volevamo garantirci la prima partita dei playoff in casa e ci siamo riusciti contro un avversario che comunque, come avete visto, non ha mollato mai, anche dopo il 2-0. Abbiamo rallentato un attimo, sono entrati in partita, poi siamo stati bravi a ascoltare gli episodi finali e siamo riusciti a portare a casa una vittoria che ci permette appunto di chiudere al terzo posto. Siamo contenti, faccio i complimenti veramente a tutti i ragazzi, chi ha lavorato dietro le quinte, dai massaggiatori, dai magazzinieri, chiunque ha contribuito a questo grande traguardo perché non era così scontato. Ora bisogna recuperare qualche giorno, pochi giorni e poi tuffarsi dentro un altro torneo perché sarà completamente diverso da tutto quello che è stato fino ad oggi. Ecco, mi ha colpito molto, soprattutto nel secondo tempo, dopo che c'è stata la reazione da parte della Tritium, che ha recuperato il doppio passivo dal 0-2 al 2-2, sembrava quasi che a quel punto la vostra squadra sembrava poter far passare l'idea di pensare ai playoff, invece lei ha messo subito dentro l'artiglieria pesante e con De Angelis e compagni l'avete di nuovo rimessa a vostro favore ed è quindi impressionante vedere la mentalità, la forza che ha questa squadra di comunque avere sempre la forza di tornare poi a martellare e naturalmente questo sarà un gran punto a vostro favore in questi playoff. Tutte le partite ti devono insegnare qualcosa, la partita di oggi sicuramente per stimoli, per tante situazioni la Tritium magari ha vissuto una settimana un po' particolare, però poi quando si è in campo bisogna capire che ognuno deve avere un gran senso del dovere di portare a termine secondo me una stagione che ci ha visto
protagonisti, quindi è un peccato magari rallentare un attimo, perché questa partita deve insegnare che contro qualsiasi avversario, perché in campo ci sono dei valori, anche delle attriti importanti, non puoi permetterti di rallentare, di non avere quella fame nel recupero palla, nella gestione, e così siamo stati puniti 2 volte. Poi sono partite che non sempre poi riesci a rimettere in piedi. Siamo stati bravi, sia chi è entrato sia chi era in campo aveva la voglia di appunto cercare di ritornare in vantaggio. Lo abbiamo fatto, però ripeto, ogni partita ti deve insegnare, e questa è una partita che, anche se è l'ultima partita dell'anno, ti deve far capire che se si vuole rimanere ad altissimo livello o in qualsiasi campionato non si può permettere appunto di abbassare la guardia. I ragazzi poi dopo sono stati veramente bravi a reagire e a riportarla sui piedi che volevamo noi. Perfetto, mister. E complimenti e in bocca al lupo per questi playoff meritatissimi.